Continueremo a due, restano due grandi interlocutori nel campo, che sono ovviamente il Veneto e la Lombardia, con le due città di Milano e Cortina, la grande visibilità internazionale di Milano e ovviamente il hub degli sport invernali più grande d'Europa, che è Cortina. Finisce così, dopo 15 ore di thriller puro sulla candidatura italiana alle Olimpiadi invernali del 2026. Lo slalom tra le dichiarazioni del tardo pomeriggio di ieri spingono il tridente Milano, Torino e Cortina in bilico sul pendio della visibilità pretesa da Milano e lo scontro con i 5 Stelle. La notte non ha portato buoni consigli, come sperava il governatore intervenuto ieri a caldo durante la puntata di Ring, eppure il piano B era già pronto, Cortina e Milano insieme. Continuiamo con questo profilo, si costruisce un dossier con molta facilità, facendo un collage dei due dossier di base d'origine. Chiediamo a CONI e al governo di sostenere questa partita. Ma il sottosegretario Giorgetti, che sabato, proprio da Spresiano, aveva lasciato intendere come le tensioni politiche sulla candidatura italiana vi fossero, stronca gli entusiasmi in partenza. Se Lombardia e Veneto vogliono andare assieme, naturalmente se ne faranno carico direttamente loro, anche in termini di oneri, nel senso che nel caso della candidatura tridente, il governo, su un progetto che ci sembrava anche abbastanza contenuto nei costi, circa 370 milioni di euro, quindi diciamo così, poco più che le Universiadi, c'era il governo, c'era la garanzia del governo. Se Lombardia e Veneto vogliono andare avanti da sole, la garanzia del governo sui fondi non ci sarà, ma dovranno fornirla loro. Insomma, se le facciano e se le paghino, una dichiarazione che gela i concorrenti che domani a Losanna qualcosa devono presentare. Ce la caveremo con le nostre risorse, dice il presidente lombardo Fontana. Il sindaco di Milano appoggia il progetto di Zaia e la Lombardia. Peccato perdere un'occasione così, dice Salvini. Sembra ormai chiaro come forse l'obiettivo di Torino fosse quello di sfilarsi in pieno stile grillino, che preferisce evitare mega eventi del genere. Il CONI non ha avuto coraggio di scegliere per non scontentare nessuno, attacca infatti Di Maio, e quel se le paghino, che ripete anche lui, ha un po' il sapore montiano di un governo di tecnici che per poco coraggio rinuncia a una simile occasione per i nostri territori. Anzi, forse la parola chiave è un'altra: autonomia. Veneto e Lombardia la vogliono e allora si paghino anche le Olimpiadi. Ora ogni dubbio diventa legittimo. Chi la vuole veramente?